Buonasera da Taglio di Po, serata importante venerdì 31 marzo in Sala Europa con lo spettacolo musicale Burlesque, l'arte della femminilità, organizzato dalla Commissione Pari Opportunità e del Comune di Taglio di Po. Al telefono abbiamo la presidente di questa commissione, Silvia Ricchi, e ci facciamo spiegare le finalità di questo spettacolo che ha mescolato naturalmente divertimento ma anche riflessioni. Bene, ieri sera abbiamo dedicato a questa manifestazione il tema burlesque, inteso come una danza non volgare, non intesa come spogliarello, ma un'arte tutta dedicata alla bellezza del corpo, a valorizzare il corpo, specialmente per quelle persone, anche per quelle donne che hanno subito interventi a causa di incidenti o malattie, o che hanno subito anche addirittura violenze da parte dei compagni, e quindi con quest'arte queste donne cercano di esprimere la loro forza, la loro volontà per valorizzare appunto il proprio corpo, che è stato deturpato o da operazioni o da violenze. Tra le altre cose avete approfittato anche della serata per ricordare un fatto di cronaca che purtroppo ha reso famoso il nostro territorio, la signora di Ariano Nepolesi di 31 anni, purtroppo morta in questo periodo. Esatto, appunto, infatti abbiamo dedicato un minuto di silenzio, è partito sia da noi della Commissione per l'Opportunità e sia da Betty Blonde, a ricordo appunto di questa signora che per l'ennesimo femminicidio. Betty Blonde, che è appunto l'artista che si è esibita, però non era da sola Betty Blonde. Esatto, erano un gruppo di 7 che erano dell'Alto Rovigo, di Padova, di Treviso, e un altro gruppo di altre 7 persone che hanno fatto una serata particolare. Sono persone, donne di Taglio di Po, che si sono espresse in questa arte così per gioco, ecco. Perfetto, io la ringrazio, complimenti naturalmente per tutto il mese marzo rosa, e ricordiamo che questa è stata l'ultima serata ed è stata secondo me una scelta importante per questa opera di sensibilizzazione. Complimenti!